Buonasera a tutti, amigos sardos de intro e de fora. Fruite de intro e de fora, che mi scrive da pappo amigos in Francia, in Italia, in Svizzera, in Germania, che mi scrivono, mi mandano email e tante cose belle, mi pagano scrivere. Questo sera vorfaedro de Antoni Giuseppe Pirastro, da mi senti in denuda, un unuraghe dessa poesia improvvisata sarda, come in tantos atteros in questo tempo. Antoni Giuseppe Pirastro nascido in Otieri su 1858, morto su 27 aprile del 1931, sempre a Otieri. Sa prima gara la fatteda a 38 anni, corria s'anno 1896, in sa piazza di Santo Bastiano. A s'età di 72 anni, in su mese di capitani, fattei l'ultima gara ed è smorto poco mese poi, su 27 di aprile del su 31. Questa gara pure la cantei di concupeddo, podimus narrare Fraters de Palco. In quest'ultima gara in piazza Cantareddu per sta festa di Nostra Signora su Rimedio. E canteni su tema salughe scuro. A Pirastro li tocchei salughe, segnale latino e craro. Chi devia da succedere qualche cosa, chi devia morrere, a ue devia andare pure su tema l'annato, in alto, in soschelos, a salughe divina, ue si merita iada. Poeta de sos poetas, mastru de sos mastros, pedra e fundamento, un pare a coveddu morittu e atteros de su professionismo poetico improvvisato. Sun issos che han posto regulas, modos e tempor de comente a manizzare e contivizzare sa gara in palco. Ancora oe valen queste regulas. Ancora oe. Sar garas poeticas sun chi sun uraghes, faghen parte de su paesaggio sonoro, identitario de sa cultura sarda, cultura antica, millenaria, che ha distrinto un ligamine fungudo, profondo e forte e lieros con su territorio, mancare su territorio sia aspro, redosso e rudio. Poeta manno, trasformannos, chi merita dell'affianzare a sormannos cantores grecos. Antoni Giuseppe Pirastro, un portento poetico, una vena abbondante, liera e genuina che va a tremare sa zancasa a calesia d'improvvisatore. Se stagliate così a su verso con metrica mirabile, poeta de vine scunzettos, poeta che leggia meda e cosa de importo. Leggia d'autore grecos latinos e si denota in certas ottavas improvvisadas in palco. L'ha dimostrato sempre. Sa natura le ha frunito de sormenzur donos che ad imbertula e isas virtudes. Poeta che ha toccato sa scordas prus intimar dess'anima sarda. Immaginendemi su chi l'ha nato sa natura, l'idea è nato sa natura, che in cussa ucca sua sacra e santa, l'ha nato ses poeta sardu, va e canta. E cominciamo a entrare in sa musa improvvisata. Bolletto prima quest'ottava, poi vi scherzo fare una reione. A Pirastro nessuno meravigliata. Anzi, de sos poetas sin da iogada. De los attirada e los elettrizzada su chi giughen in corpus dell'isbogada. Sos chi ha fatto, sos chi tutto non los ispoetizzada
sorversos e s'intragna li s'affogada. Usa rispetto a chi lo rispettata e flagella da chi lo minetta. Dunque, chi non ottava, vor fa che vides chi este, ti tipo poeta vidi uno grande, uno che in palco faghia da tremare tutto, tremaian tutto il suo palco quando bevi Pirastro. E anche so, bo scherzonare, bo legge quest'ottava, pensate, vada tre modi diversi, in tre modi diversi servenni da tempo nostro, fra storia e leggenda, fra storia e paristoria, come teniamo noi. Abbaidate, quando canta Pirastro Deus falada, e is arcubalenu lugoloridi, i serversor divinus li regalada, sa natura sa rimas li favoridi. A chi eghere cantende pugnalada, sutta sottava sua ognuno moridi. Però s'amigu salvada e sanada, a s'inimigu si beste li sbranada. Sa seconda versione, come ti dice, è entrata nella leggenda, è entrata in sa leggenda, in sa paristoria, e dunzuno l'ha trasmessa come a muspotti di questa cultura orale. Quando canta Pirastro Deus fala dei arcubalenu lugoloridi, a chi che disse lu favorida, a chi che disse lu pugnalada. Sutta si spada sua ognuno moridi, ca Deus verso orbello li regalada. Quando canta Pirastro vala a Deu, pro iscultare su cantare mio. Ecco sa terza satira come te l'hanno tramandata, possono ormai è una leggenda. Quando canta Pirastro Deus calada, e is arcubalenu lugoloridi, sa musa sa natura li regalada, a terros versor menzus li favoridi. Deo pugnalo a chi mi pugnala da sutta si spada mia attere moridi. Deo rispetto a chi mi rispettata e a minetto a chi mi minettata. Dunque scomenti didese già è spassato alla leggenda, già bada solo di un'ottava, pensate, tre versioni diverse. Andiamo in un paghizzetto di una gara cantata a Ploaga da esos poetas Giuseppe Pirastro, Elia Busello, Gavino Conte e Antonio Cuveddu. Questa sainoche è famosa, volata politica sicuramente presentende a Gavino e presentende a Cuveddu pure. Però se la sa scurtate, calicuna fa che sempre piacere scurtare ottava di questo peso. E inizia da con Pirastro, ande segare suo strudenaghe, no bimpreo né pinna e né tinteri, e stanotte Pirastro e otieri di saccatto che vaghe d'imploaghe. Poi bondetto su nuraghe, so sattere l'or fatto presonieresi, cus nuraghe naschi du in malastro chi è buon di luetta da Spirastro. A questo punto te pia da cantare Busello, invece di improvviso ne pesei Gavino, contene e rispondei da Pirastro. E contene l'inedi, cussa chimera tua e de battaglia Pirastro in otieri la collocas. Casi giutteras che berre si scaglia, mira che a pia che non lo toccas. Ca Gavino la cintu de muraglias a una parte a satteras a roccasa e si pone spiaghe in oriolo torrar dai Pirastro a Pirastrolo. Busello significa Busello a contene cada brincato su turno ed ecco te l'ha nato Gavino non ti bronza sa trameso già che so io all'imba naturale cantu tocca su forte piagheso gai tocca se cibo corporale. So 7 donosi spirituale chi bilos nega a Maria con Gesù. Su forte piagheso non trappassa da commente lite Spirastro lo lassata.
Antoni Cupeddu puru attacca da Giuseppe Pilastru, sempre in questa gara. Pilastru chi d'ha fatto sa natura non potesse essere frutto prelibato. Caprò chi sia sa appira innestato, si non ti tiene cussa inferchitura restra sono Pilastru smuzzurrato. Pro chi protegger dai raichinas sono sempre frueddas pilastrinas. Innanti Pilastru risponde da Cupeddu e posca che na isettare satero turno risponde da Conte. Dunque s'ha fatto 2 ottave su una fatto satero. Tu insistisi a minarres Pilastru, ma sempre coronato di spinas. So buono a fare de boia e de mastru a tie e a sastua raichinas. Ma due pro disgrascia o pro disastro non si scuva barile né mesina. Solo se sono misero Cupeddu valoroso cantuno Cocumeddu. Ed ecco chi risponde a Gavino pure. Si torro dai Pilastru a Pilastrolu, tinde defes Gavino a colziare. Avanza che ti do un consolo con sa spinas mias a decogliare. Non crettas chi de denza dolu fino a ti der Gavino ispirare. Pritte sa su Pilastru di avvicinasa e slinna mala e velenosa e spinasa. Nuragase, sono nurager dessa rima improvvisata in questa tempo. Come andiamo su a bides questo tema, chi è spago trafficato forse sì. Antoni Cupeddu e Otieri e Giuseppe Pilastru di Otieri. Tema boio di 2 giovani, ambos orfani, de babbo e de mamma. Si innamorano e decidono di si cogliare. Cupeddu, buonasera gentile signorina, dunque a Pilastru l'hanno fatto signorina. Buonasera gentile signorina, tene pazienza a mie intende, questo felice incontro disizende via con te anche la divina. Stella dessa terra montagnina, perdonami se disto il disturbende, forse troppo importuno da papparrere, ma appo un'importante cosa da dinarrere. Saluto a tie famoso poeta, in oveste Pilastru, saluto a tie famoso poeta, in sa Sardegna con tu è famato, trattenne non mi votto, passo eretta, ca urgente bisogno poi amato. Non promies dimanda sia d'indiscreta, ma denso pressa e meda cuidato. Si qualche cosa a mie narres deve, narra unessi in paraulas breves. Permitti un momento e poi anda con sorte ona e perfetture creu. Un amico leale senza neu, pro te m'ha dato questa raccomanda. Antonina Cupeddu, una dimanda ti prego presentare a nome mio. Si tinde sodigno nara lichilamo e pro compagna savi dall'abramo. E risponde Pilastru, qual è questo chi pro messo tu mi dimanda sa mano di sposa? Di ad essere di schile disizzosa naschi da vita e nume ne so. Si io mios noes visu nou in merito a pannarres qualche cosa. I tarte vaghede, cantos annos ada, bramo che sia dedotto informata. E gli risponde de Cupeddu, senza tantos informos dare a tie, creo chi da edesi ha connotto. Su chi te l'adorare ha fatto voto, ueste chi s'assemizza a tutto a mie. E quando eres una bella die, pro chi a tie non sia dignotto, con me costiluato in compagnia e ti presento sa fotografia. E Pilastru, già chi nara schilappo a conoscenza, quando eres lo potes presentare, e potto a raionende o gustare sul frutto della sua intelligenza. Si rende simpatico e presenza, casoio prima parte si ad amare. Bramo di ides tale simpatia,
e dei stare ischire che restia. Cuveddu, su chi pro de samentia in affannoso e ti chiere giurare eterno amore e sa vita in su mensus fiore, cumpriti sedate dei 28 annos. Amato dai minore e dai mannos pro su comportamento so signore. Energico, attivo e riverente, modesta ancora canto intelligente. Quando leggo qualcun'altra ancora, amos eterno mi chiede di giurare, su coro e scominzende a palpitare, pro vera simpatia sino a mie, paremnende in su palpito su coro meo con su sudou. Sas penas, sos disagios e affannos chi sa tenere edade appo passato, dae gandos a morte mi ha brivado de s'aggiudo e guia de sormannos. So vina e sos periculos e dannos a pinsamore dou realizzato. Già chi minaras chi unendesi uno, sos coro nostros pronde formar uno. E continua questo tema lungo, parizzas e parizzas ottavas. Quando leggo calcun'altra via, no che la sappo leata, sono un tema lungo, Pirastru, sas penas, sos disagios e affannos, chissà tenere edade appo passato. Ecco, questo in questa ottava, ecco per tenere las appocadas, sono un pochettino diverse dai su queste parte di questo tema, ma sono leggermente diverse, un pochettino diverse. Quindi, come ti dite, su tramando orale, qualche cosa cambia sempre. E ho fatto idere sul libro i notieri Francesco Cossu Zizzantoni Cossu, conosciuto come Zizzantoni Cossu, in collaborazione con su centro di documentazione della letteratura regionale di suoi primi notieri e con tutto suo nipote del suo poeta Giuseppe Pirastru, del suo poeta su mastro, prefazione di Antoni Canalis, considero di Nino Pericchi. Ho fatto idere sul libro, di questo libro che ho già presentato, di Giuseppe Pirastru, ho fatto una recensione in amballimbas. A poter di scrivere tutto in tre a copertina del suo libro, pro su sommo rispetto che ha pro sos autores di quest'opera, sì, opera, con sa O maiuscola, portava a compimento un uno travaglio isteniato, lungo e corale. Travaglio di alto valore storico, culturale, antropologico, con una chirca profonda, severa, intelligente, il gli rende su periodo storico fine del XVIII secolo fino a sos anni 31 e 32 del secolo XIX, battendo in evidenza l'imprenta distintiva della poesia estemporanea di Autieri e della Sardegna intera, insingelata di un secolo e in sa freschita del satiro. Su travaglio di Francisco Cossu, fatto di passione, di chirca amorosa, precisa, puntigliosa, attestimonzata dai documentos, come ente storico de razza, compone de s'immagine netta, veritatosa di un dritto del nostro essere sardoso. Grazie rendo a Francisco Cossu Zizzantoni per il suo mirabile travaglio battito a finitia con determino, dedizione di invidiare. Grazie ancora, Mastro Cossu. Sa prefazione di Antoni Canalis fa che su giusto e istruito collegamento con su premio Città dei Ozieri. Chi regogli approva e batti da conoscenza di tutto sa limba de sorgiaior nostros, sa cultura sarda, antigoria e millenaria,
che si perde in sombra e su séculos. Antonio ha fatto un innesto culturale con maestria, tra passato remoto, passato e presente. Isponendo i giovani e chi è giovane dai stato, insacchistare su valore identitario, appropriandosi di nuovo sul diritto culturale, civile e morale del suo popolo. Come regogli di sfrutto dessa semina fatta in tantos anni a manizzende su premio Città dei Autieri, un vero motore di spinta e di traino per la Sardegna intera. A terras bellas per aulas, come in area della Lecuinsa Radio, una orta. La sa descritta sa Minu Periccu, dettata da esamore per sa poesia bolu, pro sa Città dei Autieri, pro tiu Peppe Pirastro. Petra, triangolo di su castello fantastico e fadato, de sa poesia improvvisata in sospalcos fozzidor de Laru e de Brahma, sutta sos schelos ischintiddosos de totta sa terra sarda. Periccu descriede s'impetratu de sos ammentos di questo grande cantore sardo, in su intender so de sos avos, pinta da una tela con tinta suaves, con pinnellata de sentimento poetico. Grazie rendo a tutto, per su dono e su travaglio massiccio che ha zizi battito a finitia, donato a suo popolo sardo. Grazie sborrende ancora Pedro Peigotto, alias Pedro Monteraso. Saludos a tutto quantos e state por bene a non ridere a Satraboio.